Abbiamo 2 nuovi innesti di funzionari di provata esperienza che hanno svolto la loro attività in altre questure, a testimonianza dell'attenzione che il Dipartimento di Pubblica Sicurezza pone su questo territorio. I risultati ci premiano perché questa continua attenzione che è stata posta fa salire enormemente la vetta dei controlli e scendere chiaramente l'incidenza dei reati anche di microcriminalità. Pertanto possiamo dire che il territorio è veramente sotto la nostra attenzione e presenta un largo margine di sicurezza per cui i cittadini possono stare tranquilli. Ecco, rientrare qui a Palma ovviamente da Venezia è una cosa che le fa piacere da un punto di vista affettivo, ma insomma anche impegnativo come realtà. Io porto con me il bagaglio di conoscenze che ho avuto a Venezia, ma sono pronta per la sfida. Io ho constatato in questi pochi giorni, perché sono rientrata dalla maternità, quindi qualche settimana, ho constatato un cambiamento anche nella cittadinanza di Palma, perché ho visto un po' di esposti, ho visto molte denunce, quindi comunque un'attenzione alle istituzioni che da quello che mi avevano raccontato in passato non c'era, quindi sono fiduciosa. Sicuramente è una sfida che mi stimola tantissimo. Dal punto di vista del territorio chiaramente lo conosco bene perché sono cresciuto in parte a Favara, poi ho frequentato le scuole già da Agrigento, le scuole secondarie. Dopo di ciò ho avuto un periodo di allontanamento per ovvie ragioni, perché ho studiato presso l'Università di Palermo, poi ho svolto un periodo di pratica forense, poi sono andato a Roma per frequentare il corso funzionari, poi sono stato assegnato alla questura di Enna, per cui verosimilmente manco dal territorio, fisicamente da una ventina d'anni, però chiaramente non c'è strada che non conosca o volto che non mi sia in qualche modo noto.